Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Anche oggi in primo piano l'emergenza incendi, situazione davvero molto difficile nel Cosentino, ormai da diversi giorni roghi a Longobucco e Rose, i territori maggiormente colpiti. E proprio questa mattina in prefettura c'è stata una riunione operativa alla quale ha partecipato anche il governatore Mario Liverio. I Canadair e gli elicotteri sorvolano il lago Cecita, caricano l'acqua dall'invaso per poi dirigersi verso le aree della regione maggiormente colpite dagli incendi. Sullo sfondo il fumo denso e i bagliori delle fiamme che arrivano da Longobucco, dove da giorni ormai brucia il bosco in località Montepaleparto, uno dei tanti fronti di fuoco, questo che stanno interessando l'area del Cosentino. A Rose molte famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni lambite dalle fiamme. La situazione è difficile, i danni sono enormi. Questa mattina il prefetto di Cosenza ha convocato una riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ecco l'arrivo del governatore Mario Liverio, che ha rivolto un ringraziamento particolare alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, ai volontari e agli uomini di Calabria Verde per l'impegno profuso nello spegnimento dei roghi. Quella che stiamo vivendo, ha sottolineato, è una stagione di straordinaria calura, ma non vi è dubbio che siamo anche in presenza di un vero e proprio attacco criminale a tutto il territorio e al patrimonio naturalistico della nostra regione. Decine e decine di fuochi che divampano contemporaneamente non possono che essere di natura dolosa. Stiamo registrando casi inauditi di focolai di incendio sparsi per tutto il territorio regionale, quindi per questo serve una misura straordinaria per fronteggiarle. Per questo motivo il Presidente della Giunta regionale ha istituito presso la Presidenza un'unità di crisi finalizzata a fronteggiare questo elemento eccezionale che ha interessato tutta la Regione Calabria. In particolar luogo c'è la parte del Cosentino, quindi in questi giorni i comuni di Rose, Lattarico, della Valle Media del Crate, Luz sono stati interessati da incendi che hanno messo in ginocchio l'economia del territorio, mandando a fumo centinaia di ettari di boschi. Su questo, oltre ad essere costantemente in contatto col Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, è stata aperta questa unità di crisi finalizzata a fronteggiare in generale tutte le emergenze del territorio, in particolare la situazione che riguarda questi comuni della Valle del Crate. Il capo della Protezione Civile regionale, Carlo Tanzi, mostra la mappa degli incendi. Questo è il satellite, sì. E qua riporto la parte più scura sono le conifere. I boschi più fumosi. Sì, perché poi sono incendi di chioma. Sono diventati tutti di chioma, quelli di ieri, insomma. Quindi è difficile da gestire. Alla riunione presenti magistrati e forze dell'ordine, deciso un maggiore controllo sul territorio per prevenire gli incendi, già perché si tratta di roghi quasi sempre appiccati dall'uomo. Esaminate anche tutte le necessarie attività per prevenire l'opera dei piromani, perché siamo a conoscenza del fatto, riferitoci dai tecnici, dei vigili del fuoco e di Calabria Verde, che gli incendi hanno una certa natura dolosa o comunque sono causati dall'azione umana.